E dove fare? Io non ce la faccio. Dice, io manco. Sì. Dice, senta, dice, lei vuole un passaggio? Sì. O a suca lei o non carica la... Sì. Ma caricano andiamo tutta la bottiglia, dice, ma almeno 3 litri lo dobbiamo tirare. Sì. Vabbè. Allora, ma lì poi io da coccio. O primo mezzo litro muovevo direttamente io. Visto che non era pratico. Mezzo litro me ne bevevo. Mezzo litro. Con l'acqua frizzata. Benzina e acqua minerale, immaginate. Sì. Finalmente riempie la bottiglia. Sì. Io sto pigliando la bottiglia, grazie, dovevo pigliare un tubo, la cordina. Ci abbiamo un serbatoio. Dice, ora sì, dice che potremmo partire. Bravo. Io dico, cofano, chiamiamo da macchina. Acceleriamo. Dice, ci mandare un tempo che arriva un carburatore. Vero, la benzina deve arrivare al carburatore, certo. Dice, proviamo a spinta. Sì. Dice, le dispiace? Insomma, mi ha messo darrere. Sì. A muttare. Quindi pensate un uomo per un passaggio, che deve fare? Mise in corpo di seconda. A vita me la vai. Certo. Se n'è andato. Se n'è andato. Io pensai, ora arriva un po' che c'era a Piazzola di Sosta, e se arriva da fama no che torna. Niente. Non si viste più. Quindi questo si è portato la sua benzina e se n'è andato. E se n'è andato. Nel frattempo aveva passato mezz'ora, non tornava la polizia. Certo. Mi dice, lei è ancora qua e... Allora ci dobbiamo prendere il verbale. Sì. Scendiva e si avvicinava. Lei quando io parlo l'italiano, lei lo capisce l'italiano? Io dice, io l'italiano lo capisco, ma sta venendo un dubbio che non capisce lei. Perché io... Mentre ci parlavo di vicino, chi 2 euro di benzina che mi nasceva da auto. Certo. Gli dice, chi sa che s'ha bevuto? Un spirito, altro che il cuore. Sì. Palloncino. Sì. C'è un ghiaccio sul palloncino. Ma che sta dicendo? Gonfi il palloncino se no lo arresto immediato. Sì. L'arresto immediato a lei. A mia. E farà la trasmissione. Ma certo, lei viene qui alla trasmissione, come l'arresta? Io mi metto 2 palloncini da occhio. Sì. Nel frattempo ci arrivava una chiamata da radio. Sì. Si mise a parlare un pochino. Io 2 palloncini avevo diventato tanto. Che non finisce, si gira e mi fa. Mi scando, mi batto 2 palloncini. Sopra Napoli. Non è possibile, ragazzi, io... Dice, ora lei... Stento a credere a quello che sta raccontando. Ora lei mi paga i danni del palloncino. Sì. Dice, scusi, ma che danni? Lei mi fece scandare, mi partivo da Ucca. Sì. Bene da Senatore, dice, quello era l'ultimo. Ora lei a chiaro o piglia? Sì. E che chiaro, da sopra. Signora Rosa, si misero i 2 poliziotti, uno così, che ci appacchianare, ma arrampacare in dall'alto. A scaletta. Tutto sudato, sì. le foglie secche. Sì. No, mese luglio che mi imbaccarono tutte in da faccia. Io acchianato da sopra mi speravo per cercare di prenderlo in quel momento preciso, non ci arriva una chiamata, sì. forse di qualche paese vicino, sì. un intervento urgente. Un intervento urgente. Si avviano da macchina e partono. Sì. Gli me lasciato sopra l'albero. Alto l'albero, 5 metri. Quindi come faceva a scendere? Come non faceva? è che si poteva buttare. Dopo un quarto d'ora, 20 minuti, meno male. Piglia passava una macchina dei carabinieri. Quindi i carabinieri. Siccome era l'unico albero che c'era, uno dei 2 doveva fare 2 gocce d'acqua. Sì, beh, cosa succede? Un carabiniere perciò deve fare 2 gocce d'acqua. Scendeva un carabiniere e si mise sotto il tronco. Sì. Niente. Fermo. Alla roccia. Sì. Lasci stare. Non faccia sempre paragoni. Io non mi impressionai perché qui non ci sono abituato. Cioè, non dava cascare da sopra. Volevo capire che lo so. Io, scusi però, italiano. non voglio essere pruriginoso, però quando lei fa queste battute ridono soprattutto le donne. Ma perché? Perché? Lo vorrei sapere perché. Non glielo chiedo perché. Non glielo chiedo, meglio. Ma io ho visto di da sopra, italiano. Sì. Mi pare brutto chiamarlo ora, no? Certo. Come io si riorganizzava tutte cose, no? I paesi bassi si sostavano tutte. Sì. E se ne stava io mi chiedevo se ci dice io spezzavo l'occhio, io ero con tutti i pammini imbeccati. Sì. Che ci passa un animale raro. Beh, certo, là sopra, sull'albero, con tutte le foglie attaccate. Ma italiano, chiamavo collega. Sì. E ci disse, collega brigadiere. Sì. C'è che minchia da 100 metri.
stavo passando un acerro. Sì. Fermo sopra l'albero. Sì. Perché ci disse, io ci disse, ehi, non sono un uccello. No. Io sono andato a un collega e dice, guarda che non è un uccello, non vedi che parla. Sì. Certo, come fa un uccello a parlare? L'altro ci pensavo un po' che disse, scusa, ma i pappagalli non parlano. Da restava un dubbio. Anche questa è una cosa giusta, certo. E chiamare la protezione animale. Giusto. In la protezione animale, sul registro, non c'era un dono. Beh, certo, perché nonostante si conoscano tante specie di uccelli, la sua non era conosciuta. C'è per avviare il documento del suo. Sì. Un capello, mi nessuno un passaggio ne portarono nel mio compare Lollo. Va bene. E arrivai. Secondo ora, me lo racconta la prossima volta il signor Litterio Scalisi. Tanto il 6 aprile è qui. Bravo Enrico, complimenti.